Amici collegati all'ascolto sui canali della Lega Nazionale Dilettanti qui su YouTube, buon pomeriggio da Gatteo a Mare, tutto pronto per quel che sarà la settima giornata del campionato di Serie C femminile 2025-2026. Gatteo a Mare sfida Nuova Alba in un match che sicuramente promette spettacolo sia per l'importanza dei punti in palio sia per la qualità che le due squadre hanno messo in campo nelle prime 6 uscite. Noi prima di entrare in campo abbiamo parlato con i due tecnici per arrivare meglio al match. Li ascoltiamo. Allora eccoci con il tecnico della Nuova Alba, Peverini. Mister, è una partita importante per voi, una partita sicuramente d'alta classifica, ma innanzitutto le chiedo se è felice di questo approccio che ha avuto la squadra in questo inizio di stagione. Sì, sicuramente era un approccio che non ci aspettavamo, ma ci abbiamo sempre creduto dalla costruzione di questa squadra. La Nuova Alba è una società che sta facendo tantissimo per il calcio femminile, il presidente Matteo Granocchia, il direttore Maurizio Ceceroni, vicepresidente Caterina, ci sono stati sempre molto vicini, hanno creduto e investito e lavorano tutto il giorno e tutti i giorni per far sì che a noi non manchi niente. Ci ha sicuramente creato i presupposti giusti per far bene quello che a noi piace. Cosa ha chiesto le sue ragazze per una partita complicata come quella di oggi? Ho chiesto semplicemente di essere compatte e coese, perché oggi servirà sicuramente determinazione, voglia, idee, ma soprattutto metterle in pratica insieme. Eccoci con il tecnico del Gatteo a Mare, Andrea Parlani. Mister, è una partita importante, partiamo prima del match, partiamo da quella che è stata la stagione fin qui della sua squadra, un ottimo Gatteo a Mare. Le chiedo se si aspettava questo approccio così importante da parte delle sue ragazze. Buongiorno, l'approccio al campionato sì, me lo aspettavo per il grandissimo lavoro fatto sia dal presidente che dal direttore sportivo Matteo Ingrosso. Abbiamo avuto la fortuna di avere la preparatrice atletica Aurora De Santis, che è veramente brava e sta facendo un lavoro enorme. Per quanto mi riguarda, avere una squadra così mi ha reso il lavoro facile. E l'approccio al campionato, come diceva anche il presidente, abbiamo incontrato per adesso squadre nuove che non conoscevamo, a parte la Jesina e il Chieti, squadre che in questo momento hanno passato un momento magari non piacevole per l'inizio del campionato, ma sicuramente ne verranno fuori. E le partite si giocano giorno per giorno, anche per oggi. Io chiedo sempre alle ragazze, il gioco del calcio è un gioco, bisogna divertirsi, bisogna farlo con serenità e con tanto impegno e tanta voglia. Loro sono sempre predisposte a questo. Ho la fortuna di avere un gruppo squadra coeso, sono 23 giocatrici, tutte amiche, tutte vicine, hanno fatto un bellissimo gruppo e questo per me è molto semplice per allenarle. Quindi per il prossimo futuro credo che dobbiamo guardare sempre domenica per domenica quello che verrà. E abbiamo sentito i due tecnici nel prepartita, Parlani e Peverini. Dicevamo di una partita che sicuramente promette spettacolo per l'importanza che entrambe le squadre sono chiamate a dare alla sfida di oggi. E allora andiamo a vedere anche qual è il match schedule del giorno, insomma quali altre partite si giocheranno in questa domenica, con il Riccione che ospita lo Jesina Aurora, Gatteo a Mare appunto che ospita la Nuova Alba in questo match, ricordiamo scelto come il match più interessante dei 4 gironi della Serie C femminile, che come sapete ogni domenica mette in onda nei canali della Lega Nazionale Dilettanti. Poi Grifone Gialloverde ospita la capolista Celtic Boys, Reggiana ospita la Casolese alle 15:30, poi Roma Monte Spaccato chiude la giornata Ascoli contro Chieti. Dicevamo della classifica, andiamo anche a vedere Celtic Boys attualmente prima in classifica, a seguire proprio Gatteo a Mare con 13 punti insieme alla Nuova Alba e Roma. Dunque queste le seconde classificate attualmente dopo 6 partite, a seguire Riccione a 11 punti, al sesto posto c'è il Grifone Gialloverde con 9 punti, Casolese 8 punti, Reggiana 7 punti, Monte Spaccato al nono posto con 6 punti, chiudono Jesina Aurora a 3 punti, Chieti ad un solo punto e Ascoli ancora ferma a quota
0. Tra poco andremo un po' ad analizzare quelle che sono le formazioni, partendo appunto dalla squadra ospite allenata da Vania Peverini. Nuova Alba che si schiera con la 1 in porta Pierini in 4-4-2, che vede appunto Pieri tra i pali. Poi nella difesa a 4 scelta da Peverini, c'è a destra Ciferri, a sinistra Serluca, centrale della difesa Larenza insieme a Galassi, al centrocampo c'è Piselli insieme ad Antonini, sulle fasce Mascia e Ceccarelli. Per quel che riguarda invece il duo d'attacco, come sempre Pellegrino e Pugnali. Queste le scelte dell'allenatrice Vania Peverini. Per quel che riguarda invece la formazione di casa del Gatteo a Mare, allenata come ben sapete da Andrea Parlani, un 4-3-3 con Aliquò tra i pali, De Carli e Monetini sulle fasce, Paulinelli e Gallina invece al centro della difesa, Buonamassa davanti la difesa, aiutata come mezzale da Racioppo e Veronese. In avanti Baldini verrà affiancata da Fancellu ed Angeli. Questo l'11 scelto dal tecnico Parlani. Ormai praticamente tutto pronto, con le formazioni che stanno per fare il proprio ingresso in campo. E come avevamo già accennato, è una sfida tra seconde della classe. Entrambe le formazioni sono a quota 13 punti, due formazioni molto interessanti, con l'Alba Nuova che ha un progetto particolare, un progetto che nasce da pochi anni, è il proprio debutto in Serie C femminile. Per quel che riguarda il Gatteo invece si tratta della seconda stagione dopo la promozione dello scorso anno. E allora squadre che sono pronte ad entrare in campo. Ancora qualche istante per far sì che tutte le giocatrici possano accedere insieme nel rettangolo di gioco. Eccole le due formazioni, Gatteo a Mare e Alba Nuova San Martino in campo, che fanno il proprio ingresso, guidate dalla terna arbitrale, come è giusto che sia. Poi Capitan Piselli per quel che riguarda la Nuova Alba, insieme a Noemi Monetini invece capitano del Gatteo Mare, andranno a scambiarsi i consueti saluti. Eccolo qui, tutto pronto, Gatteo Mare, Nuova Alba si salutano in quella che è la 7ª giornata di campionato. Squadre che hanno sicuramente parecchio da chiedere a questo match, squadre che sono chiamate a fare punteggio pieno per continuare la rispettiva e la propria corsa nel girone C. Dicevamo un Celtic Boys che fin qui è stata dominatrice del girone C, ma è chiaramente un girone ancora aperto, solo 3 le distanze dalla capolista, sia per Nova Alba che per il Gatteo Mare. Con Gatteo Mare reduce da una buona vittoria sullo Jesina femminile la scorsa domenica. Stessa sorte per Nova Alba, che ha dominato il match casalingo contro l'Ascoli domenica scorsa, ha vinto addirittura 9-2. Vedete le giocatrici caricarsi con i rispettivi tecnici che vanno a chiedere insomma il massimo in questa formazione. Qui ringraziamo anche i nostri cameraman di quest'oggi. Inquadrata la Nuova Alba, formazione perugina, dicevamo, che arriva insomma un po' da outsider del campionato, ma sorpresa non è, considerando che l'investimento fatto dalla società è un investimento importante, soprattutto in termini di staff e di impianti. Insomma, un avvio positivo che sicuramente non è casuale. Dall'altra parte anche Gatteo Mare, che ha iniziato molto bene, frutto anche di un mercato meticoloso. E allora palla al centro del campo,
Sarà Pellegrino a dare il via alle danze e dunque inizia ufficialmente Gatteo Mare Nuova Alba con il primo pallone giocato dalla formazione ospite in completo nero, mentre per quel che riguarda le padrone di casa della Gatteo Mare, maglietta bianca e pantaloncino rosso, queste insomma le divise di quest'oggi. Gatteo Mare che attacca da destra verso sinistra dei vostri schermi, viceversa in completo, dicevamo, nero, la formazione della Nuova Alba che gestisce il primo possesso partendo dai piedi di Galassi, poi Larenza, uno sguardo avanti con una leggera pressione della formazione di Parlani, qui riconquistato il pallone, subito l'imbucata da parte di Veronese, poi ci prova dalla distanza Angeli, pallone che rimane lì ancora Veronese, non riesce però a sfondare. Dunque pallone nel mezzo, palla che attraversa tutta l'area di rigore, no, può arrivare in questo caso Angeli, e dunque rimessa dal fondo con Pieri che è chiamata a mettere in gioco la sfera. Si riprende dunque, pallone lunghissimo rimesso in gioco da Galassi, palla lunga all'indirizzo di Pellegrino, allontana immediatamente la difesa del Gatteo Mare. Ancora Nuova Alba dalle parti di Ciferri, poi sempre Larenza con Gatteo Mare che aspetta praticamente nella propria metà campo le avversarie, solo Baldini e Fancello insomma a dare un po' di fastidio all'impostazione dal basso. Qui bella l'imbucata di Ceccarelli a cercare la corsa di Pellegrino, ancora Pellegrino cerca puntare al proprio avversario, ancora Pellegrino vuole andare fino in fondo, braccata da Paulinelli che però è l'ultima a toccare, e dunque primo corner del match con Paulinelli che ha preferito evitare guai peggiori. Allora pronta Mascia dalla bandierina, pallone nel mezzo, occhio all'uscita puntuale di Aliquò che va a prendersi gli applausi anche del pubblico qui del centro federale di Gatteo Mare. Ricordiamo un impianto fondamentale per la zona con diverse formazioni anche di alto calibro che svolge qui parecchi allenamenti come San Marino o Cesena, la Primavera del Cesena. Insomma ci sono diverse squadre che utilizzano questo centro federale che da ormai tanti anni è un punto di riferimento per quel che riguarda il circondariato calcistico. Qui pallone che non è ancora uscito, allora prova a giocarlo Serluca rischiando qualcosa, poi il pallone rimane lì, l'ultima a toccare è Galassi e dunque corner primo anche per il Gatto Mare. Allora Gatteo Mare che può provarci con Veronese dalla bandierina, 4 giocatrici al limite dell'area, inizia lo schema, pallone messo nel mezzo, arriva dalle retrovie Gallina, non riesce a colpire, poi Nuova Alba che in questo caso non rischia, con Ciferri che ha preferito mettere il pallone in rimessa laterale, dunque ancora proiettata in avanti il Gatteo Mare con Monetini, subito pallone per Angeli nel mezzo, sicura la presa di Pieri. Estremo difensore per la Pieri, classe 2006, una delle più giovani in campo, ma ormai conosciamo la dimensione della Serie C femminile, un vero serbatoio di energie e di talenti femminili
tantissime ragazze che transitano dalla Serie C, spesso e volentieri poi negli anni arrivano a calcare palcoscenici nazionali ed internazionali. Adesso Gallina, uno sguardo avanti centrale da Buonamassa, come sempre fondamentale in fase di impostazione. Larga a destra De Carli, in buca per Baldini, poi Fanciullo non arriva sul pallone, si ripartirà con una rimessa laterale. È già pronta con le mani Serluca. Silenziosi i due tecnici, Parlani e Peverini. In questo avvio osservano in maniera anche abbastanza tranquilla questo approccio alla gara. Adesso Nuova Alba che cerca di fare la partita con Antonini, mette il pallone giù, viene messa a terra la numero 8 da Buonamassa, che qui rischia forse anche il cartellino. Così non è, secondo il direttore di gara. E dunque pallone spedito nel mezzo, allontana come può la difesa del Gatteomare. Allora ancora una rimessa laterale. Ciferri dentro, spalle alla porta, poi prova a tirare Antonini, allontana come può la difesa Gatteomare, ma non è finita. Subito Pellegrino in mezzo, non arriva nessuno se non Paulinelli, non è finita, un po' di difficoltà ad uscire da questa fase Gatteomare, poi occhio alla velocità di Angeli che insegue il pallone, ancora Angeli va a dare fastidio anche a Pieri, qui rischia qualcosa l'estremo difensore. Serluca in qualche modo evita la rimessa laterale, non riesce però in questo caso, e dunque la touche in questo caso è in favore delle padrone di casa. Pallone già messo in gioco con De Carli, che però non arriva a mettere in mezzo il pallone con un cross anticipata da Pugnali, che in fase difensiva spesso va a dare una mano. Unico riferimento lì davanti Pellegrino, rimane a dare insomma un po' di profondità. Qui c'è il fuorigioco, immediatamente ravvisato dall'assistente, dunque calcio piazzato. Nuova Alba che può impostare. Pallone lungo, intercettato immediatamente da Racioppo, difficile da giocare. Qui Racioppo ha preso un duro colpo con la testa, appunto, non ha impattato benissimo col pallone e rimane a terra. Speriamo non sia nulla di grave per Racioppo, che si è già rialzata con qualche difficoltà, perché è il primo anno qui al Gatteo, cresciuta anche in Serie C tra le fila del Bologna. Qui non c'è fallo, anzi sì, irregolare il contatto su Pugnali. Dicevamo Racioppo, tantissima esperienza maturata proprio in C con il Bologna, anche se gli ultimi 2 anni proviene alla SPAL, insomma giocatrice fondamentale per i tatticismi di mister Parlani. Ma torniamo sul match con questo calcio piazzato già battuto da Galassi. Pallone lungo, respinto, ancora possesso per le ospiti, che non hanno ancora trovato una vera e propria azione pericolosa, ma stanno provando a fare la partita. Qui altro contatto, altro fallo. Pallone nel mezzo, lungo,
Occhio, arriva dalle parti di Pellegrino che non riesce a girarsi. Ancora in rimessa laterale, ancora palla in possesso per le ragazze di San Martino in campo. Pellegrino protegge il pallone, la palla scorre, forse ancora in campo, sì, secondo l'arbitro, anzi no. Assistente che insomma ferma tutto, la palla è uscita e dunque rimessa dal fondo dove Aliquò è già pronta a andare lungo con il pallone. Abbiamo già superato i primi 10 minuti di gioco. Gatteu Mare 0, Alba Nuova 0. Fase sicuramente un po' contratta della partita, con le due formazioni che non si stanno sbilanciando troppo. Adesso con un gioco di prestigio Pugnali si riparte da Larenza, uno sguardo avanti poi subito da Ceccarelli. Galassi, Serluca da Capitan Piselli, poi larga a destra, si sgancia Antonini, il pallone è per lei, ancora Antonini, si gira verso la porta, addirittura prova ad andare forte, Pellegrino insomma ha provato a stoppare il pallone, ancora un colpo, stavolta di Pugnali. Qui formazione di Vania Peverini che sta cercando chiaramente la porta anche dalla distanza, forse un po' presuntuoso un po' il tentativo di Antonini, abbastanza lontana, addirittura Pellegrino aveva provato a rigiocare lo stesso tiro, comunque pallone che poi si è spento sul fondo. Facile preda di Marina Aliquò, anche Aliquò un profilo molto interessante. Pallone giocato, Pellegrino non lo aggancia e allora Sfera che continua a correre. Poi qui De Carli ha qualche difficoltà a gestire la sfera, il pallone è suo comunque, l'ultima a toccare è stata Pellegrino. Allora De Carli è già pronta per rimettere il pallone in gioco. Da Bonamassa supera così la propria avversaria, gran giocata qui di Bonamassa, poi pallone larga a sinistra per Monetini che cambia campo, un po' di difficoltà qui Racioppo, cerca di inseguire il pallone, fa buona guardia Piselli. Qui Monetini probabilmente non voleva questo pallone, stava iniziando ad alzare il baricentro, poi ha preferito andare dall'altra parte da Racioppo. Dunque Serluca, tocco di Ceccarelli, l'indirizzo di Pellegrino che lavora bene il pallone, poi Serluca in mezzo per Pugnali, palla che arriva tra i piedi di Antonini che non riesce però a gestire, allora Antonini deve gestire anche l'arrivo delle sue due avversarie. Rapidamente Ciferri non riesce ad imbucare l'indirizzo di Ceccarelli, pallone che ancora una volta si spegne sul fondo. Siamo praticamente al quarto d'ora, da segnalare probabilmente un solo tiro si è spento sul fondo, nessun pericolo nei primi 15 minuti. Chiaro che le squadre stanno giocando una partita per lo più difensiva. Qui c'è un calcio di punizione abbastanza evidente per la trattenuta su Baldini, altra giocatrice di grande esperienza che avremo modo anche di approfondire durante la partita. E qui con grande esperienza Baldini ottiene un ottimo calcio piazzato per far salire le proprie ragazze. Monetini di prima all'indirizzo addirittura da Angeli, pallone che viene alzato, qui non c'è fallo, poi ancora la lotta di Veronese. E qui Veronese va a colpire la propria avversaria, un po' di proteste da parte della numero 21, insomma non felicissima della decisione arbitrale, che però chiaramente ha una posizione di tutto rispetto, insomma abbastanza semplice la chiamata qui per il direttore di gara. Il pallone già tra i piedi di
De Carli, lungo per Baldini che insegue la sfera, alza un campanile come può, Galassi allungato da Ceccarelli, poi la solita buona massa, pallone da Fancello, messa giù, calcio di punizione. Qui arrabbiatissima Ceccarelli, probabilmente più con le proprie compagne che con la decisione arbitrale, probabilmente non soddisfatta di questo avvio. Martina Ceccarelli, una delle più esperienti della squadra, classe 97. Pronta a battere Racioppo, anzi pardon, si tratta di Paulinelli. 6 giocatrici come sempre sul limite dell'area di rigore. Paulinelli, pallone alzato per Angeli, il pallone rimane lì, ancora gran colpo qui di Fancello che arriva vicinissima al gol dell'1-0. Gatteo Mare che probabilmente alla prima vera occasione del match, qui Fancello da pochi passi ha colpito a pieno volto la propria avversaria. La sensazione che qualora non avesse colpito la propria avversaria staremmo già commentando la prima rete del match, e dunque al 17esimo arriva il primo guizzo della partita con Fancello che da pochi passi non riesce a battere la difesa avversaria. E allora altro calcio piazzato, altro schema. Il tecnico Parlani che osserva in silenzio. Qui Veronese, pallone scodellato nel mezzo di testa, ha provato Baldini. Ottima, però ottimo anche il posizionamento di Pieri. Non si è fatta trovare, insomma, impreparata. E qui però la sensazione è che la partita si stia un po' accendendo, ovviamente sotto i toni sportivi. Qui pallone che pian piano esce fuori dal rettangolo di gioco. Ancora una volta allontanato. Qui Mascia non arriva sulla sfera, preferisce però metterla in rimessa laterale per evitare pericolose situazioni, potenziali situazioni. Qui buona massa, sfrutta il rimbalzo, alza un campanile altissimo l'indirizzo di Angeli. La prima a arrivare però è Serluca, dritto per Pellegrino, ancora batti e ribatti nella tre quarti. Pellegrino qui riesce a gestire il pallone, lo mette giù, protegge con grande classe la numero 9, poi si appoggia su Piselli, sul lato di sinistra, ancora Piselli, chiusa, ma probabilmente una chiusura anche voluta dal capitano della Nuova Alba, che con questa rimessa laterale dà un po' di ossigeno alle proprie ragazze, ma soprattutto fa alzare il baricentro di Peverini. Occhio però, perché c'è una giocatrice che zoppica, si tratta di Pugnali, qualche difficoltà per la 11 che attualmente è fuori dal rettangolo di gioco, proverà a rientrare, ma Peverini ha già mandato una delle proprie riserve a scaldarsi. Pugnali può rientrare, quindi problema probabilmente alla gamba, vistose difficoltà per la numero 11. Nel frattempo si è ripreso a giocare con Pellegrino, che dunque è chiamata a fare reparto da sola. Pellegrino, messa giù, calcio piazzato, tra le proteste veementi di De Carli, assolutamente in disaccordo con il direttore di gara. Calcio di punizione che sembrava starci in realtà, almeno dalla lunga distanza. E allora da lì vediamo se la formazione di San Martino in campo proverà ad andare direttamente in porta con Pellegrino. Questa potrebbe essere un'idea, forse la più plausibile, oppure una scodellata nel mezzo alla ricerca della spizzata vincente. Pellegrino pronta a battere due le ragazze volute in barriera da Aliquò.
Pellegrino, sguardo in mezzo, va direttamente in porta sulla barriera. E allora Gatteo che prova a uscire forte su questo secondo pallone. Pellegrino deve proteggere, poi prova addirittura a smarcare la propria avversaria, ci riesce Pellegrino. E allora si accende la 9, poi raddoppiata, perde la sfera, lotta su questo pallone, si è staccata però Baldini, riesce a recuperare la palla, poi mette in rimessa laterale Antonini. Qui ha rischiato qualcosa Nuova Alba da una potenziale fase d'attacco. Ha rischiato addirittura di subire un contropiede Gattesino. Qui Baldini gestisce il pallone, ancora Baldini, 1-2, poi uno sguardo in mezzo, imbucata per Fancellu. Baldini arriva in ritardo, poi intervento scorretto, poi insomma più che scorretto scomposto, ad onor del vero. Cercava il pallone la numero 17 del Gatteo Mare, una sicuramente delle più attese del match, Giulia Baldini, classe 94, lei che ha giocato anche in Serie A con il San Marino, B con la Spalla, insomma una delle giocatrici sicuramente più d'esperienza di questa partita, un vero lusso per la categoria. Ora la 31enne. Si continua comunque quando siamo quasi al giro di boa di questo primo tempo, ancora 0-0 fra Gatteo Mare e Alba Nuova. Altra rimessa laterale in favore della Nuova Alba, pallone nel mezzo, Pellegrino, spalle alla porta, lavora il pallone per Pugnali, prima grande occasione anche per la Nuova Alba. Pugnali che continua a zoppicare vistosamente, è quasi certo il cambio, questione di minuti, ma sicuramente Luisa Pugnali sarà costretta a lasciare il campo. Ovviamente viene applaudita insomma da tutta la panchina anche per questo tiro. Pallone lungo, deve lavorarlo De Carli, poi Angeli, gran lavoro dell'esterna. Pallone ancora tenuto in campo, deve uscire Galina per evitare guai peggiori, poi larga a destra per Veronesi. Pallone lungo, Angeli rinuncia anche Baldini, poi la pressione di Fancellu non intimorisce Pieri, che fa suo il pallone, andrà con le mani a numero 1 Perugina. Pallone lungo lavorato subito da Ceccarelli, poi alzato un campanile, Antonini lavora sulla palla, c'è un calcio di punizione? No, non c'è calcio di punizione, forse un colpo sulla gamba. E allora occhio, perché sta per arrivare il primo cambio della partita. Sicuramente l'abbiamo sentito anche un po' dalla voce dell'allenatrice Peverini, sarà Martina Goretti a sostituire Pugnali, classe 2004, ha fatto tra l'altro da poco il compleanno, il 25 novembre. Adesso vediamo anche di capire qual è l'entità del problema di Fancellu. Se non vado errato, no, non si tratta di Fancellu. Adesso capiamo meglio di chi si tratta. Insomma, dovrebbe essere Racioppo. Nel frattempo andiamo a notificare insomma il cambio che sta per avvenire. Con Goretti, numero 16. Ancora
staff medico in campo e tutte le ragazze vicine alla propria compagna, addirittura la barella con pronto soccorso a bordo campo. Non riesce a uscire sui suoi piedi, sui propri piedi, Lara Cioppo. Speriamo non sia qualcosa di troppo grave. In lacrime Serena Lara Cioppo. E allora tecnico Parlani fa scaldare anche qualche ragazza dalla propria panchina, con Racioppo che deve uscire in barella. Troppo duro il colpo subito. Adesso speriamo, per una giovane ragazza come lei, 25 anni, compiuti a giugno, insomma, che non sia troppo grave. Medici subito a controllare. Per il momento Gatteo Amare che rimane in 10 in campo, mentre non è ancora uscita Pugnali, che continua a zoppicare. Insomma, praticamente un 10 contro 10, se non fosse per appunto per Pugnali, che chiaramente continua a zoppicare. Corsa, un pochettino di corsa per Luisa Pugnali. Adesso però riprende il match dopo qualche minuto. Sicuramente il direttore di gara farà recuperare. Si riprende con questo pallone complicato da gestire. Qui Angeli prova ad arrivare prima di Galassi, che però fa ottima guardia. Conquista una nuova rimessa dal fondo, già battuta da Pieri. Larenza, poi si sgancia Ceccarelli. Qui Pugnali, spalle alla porta, bella la palla lavorata per Mascia. Larga a destra da Antonini, tiene il pallone in campo, uno sguardo in mezzo, Antonini va dentro da Pellegrino, non arriva neanche Ceccarelli. Altra occasione per Nuova Alba. Qui Piselli conquista la rimessa laterale da una situazione un po' scomoda, raddoppiata il capitano della formazione ospite, quando siamo appena entrati nel 30° minuto di gioco. Ancora Gatteo Mare Nuova Alba 0-0. Pallone qui che scorre, forse un po' lento per andare fuori. Allora Monetini allontana più che può, si intromette anche Fancello a darle una mano. Sempre Monetini lunga dalle parti di Angeli, che sta correndo tantissimo in questo avvio di gara. Adesso qui controllo non perfetto di Buonamassa, pallone spedito direttamente sul fondo. Quello che ormai sembra chiaro è che Racioppo non tornerà in campo in questa partita. Ancora in corso le medicazioni. Ovviamente ci auguriamo che non sia nulla di grave. Allora, pallone lungo, intercettato dalle ragazze di Peverini, poi Antonini spedisce direttamente sul fondo. Ancora una rimessa da parte di Aliquò. Abbiamo visto anche il direttore sportivo del Gatteo Mare, Matteo Ingrosso, un po' preoccupato. Dunque fuori Racioppo, che come dicevamo non rientrerà in campo. Al suo posto mister Parlani. Gioca la carta Magalotti, classe 2006. Pallone lungo, qui arriva prima di tutte Antonini, un colpo alla testa, non c'è fallo, ma il colpo sì, come ben sappiamo, grazie anche alle nuove regole. Quando c'è un colpo al capo bisogna sempre fermare il gioco.
Dunque, direttore di gara che anche in questo caso ferma il gioco mentre si è alzata, e questo ci fa sicuramente star più tranquilli. La Racioppo. Poi andremo a capire insomma anche qual è l'entità dell'infortunio. Speriamo che sia solo un duro colpo, nulla di rotto insomma o di particolarmente grave. Qui ancora Pugnali che non è ancora uscita. Sembrava ormai deciso il cambio per Goretti. Probabilmente Pugnali farà fino alla fine del primo tempo. Unico cambio fin qui operato è quello di mister Parlani. Ancora possesso però con Pellegrino, qualche difficoltà. Si lotta su questo pallone, allontana come può Magalotti. Poi ancora una giocatrice a terra per la Nuova Alba. Adesso cercheremo di capire di chi si tratta. Probabilmente si tratta di Serluca, mentre Pugnali fa un chiaro segno alla panchina. Vuole il cambio, non riesce più a stare in campo Luisa Pugnali. Chiaro segno all'indirizzo della propria allenatrice. Si rigioca nel frattempo con Buonamassa che viene anticipata, poi De Carli mette giù il pallone, Angeli si è sganciata, ancora Buonamassa, chiude l'1-2, poi Piselli prova a uscirne fuori, ancora il capitano della Nuova Alba allunga, De Carli, poi serie di rimpalli. Ci pensa Ceccarelli ad alzare un campanile dritto fuori dal rettangolo di gioco. Allora dicevamo pronto il cambio, vediamo se sarà realmente Goretti ad entrare in campo oppure il tecnico Peverini ha cambiato idea. No, sarà proprio Goretti, ma seguiamo questa azione nel frattempo con Fancellu che spalla la porta, lavora il pallone, prova a scappare via con la suola, si sposta la spalla, poi Buonamassa in buca da De Carli che mette in mezzo, poi pallone ancora per la numero 10 trattenuta in questo contatto, chiede un tiro di rigore il tecnico della Gatteomare. Effettivamente sì, c'è stato un contatto, probabilmente non abbastanza, insomma non ci sono gli estremi, almeno quello che riguarda il direttore di gara, per concedere un tiro di rigore. Pellegrino, pallone già rimesso al centro del campo, spalle alla porta, Pellegrino può lavorare la sfera per Ceccarelli, si riparte da Galassi, lungo, c'è un po' di spazio per Mascia. Di prima Cerri all'indirizzo di Pugnali, spalle alla porta, non riesce più a giocare il pallone Pugnali. È pronta già a bordo campo insieme al team manager della Nuova Alba, Claudia De Rosa. Goretti pronta ad entrare, si continua a giocare però ancora con Antonini. Prova la serpentina in mezzo a due, riesce ma solo in un primo istante, poi Buonamassa allunga, ma c'è già la copertura di Larenza. Serluca, De Carli, pallone tenuto ancora in gioco, alzato il campanile all'indirizzo di Baldini che intercetta questo pallone, poi Fanciullo allarga da Angeli, occhio ad Angeli che prova a puntare la porta, grande uscita qui di Galassi che è puntualissima, ferma immediatamente il pericolo avversario. Buonamassa, pallone giù per Veronese, spalle alla porta, poi De Carli, pallone in mezzo a cercare Baldini, c'è anche Fanciullo ad attendere questo pallone. Angeli qui sulla ribattuta, ancora Angeli, non riesce a far suo il pallone. Qui Pellegrino, poi ancora possesso Gatteo che sta provando ad accelerare. Qui l'imbucata di Megalotti per Fancellu,
Non c'è fallo, si gioca. Allora occhio perché è un po' scoperto in questo caso il Gatteo, c'è spazio per la corsa di Pellegrino, gran pallone, quello per Pellegrino che tocca la sfera sul fondo, altra grande occasione stavolta per Nuova Alba, ci ha provata ancora una volta Pellegrino. Qui abbiamo rivisto insomma l'occasione per Pellegrino, mentre vedete Goretti pronta a prendere il posto di Pugnali, che ha dato tutto per 36 minuti in questa partita. Dunque inizia la partita di Martina Goretti, dicevamo classe 2004, prospetto molto interessante di questa Nuova Alba. Allora rinvio, qui forse con le mani una spinta, ma si gioca, De Carli svirgola, ancora Goretti a toccare il primo pallone della sua partita. Qui Veronese anticipa tutti in uscita, Larenza provvidenziale, poi Cerri direttamente da Goretti, molto attiva la numero 16 in questi primi istanti di partita. Adesso Fancellu ottiene un'ottima rimessa laterale, già pronta a battere Monetini. Veronese, Monetini dà uno sguardo e prova ad allargare per De Carli, eccola la numero 77, centrale da Angeli, che su quella fascia sta facendo gli straordinari quest'oggi. Tanta corsa, tanta intensità per Anita Angeli. C'è una calcio di punizione in favore del Gatteo Mare. Mentre il sole ha lasciato il centro federale territoriale di Gatteo Mare, insomma inizia a scendere anche un po' la temperatura qui a Gatteo. Ma seguiamo questo calcio piazzato, pallone squadrato nel mezzo, respinta almeno per un istante da parte della difesa ospite, poi occhio a Veronese, prova ad imbucare con la punta, ancora Veronese, pallone che poi viene messo in rimessa laterale da Serluca. Forcing adesso del Gatteo con De Carli, pronta a rimettere in gioco la sfera, si propone Magalotti, eccola qui la 22, ancora Magalotti con la suola, va da De Carli col sinistro dentro, non arriva De Angeli, ma ancora Magalotti per Fancellu, pallone che scorre, Monetini protegge la palla dalla pressione avversaria, Fancellu fa scorrere il pallone, forse rischia qualcosa, poi lascia la palla per Buonamassa, pallone che è uscito ampiamente, dunque rimessa laterale. Quando siamo già entrati nel 40° minuto di gioco, ancora 0-0 fra Gatteo Mare e Alba Nuova, sfida valida per la 7ª giornata del campionato di Serie C femminile, che come ben sapete vi raccontiamo sui canali della Lega Nazionale Dilettanti, uno sforzo voluto dal Dipartimento Femminile per dare ancora più valore a quello che sono le gesta di un campionato fondamentale per tutto il movimento italiano femminile, campionato dove spesso tantissime giovani transitano per poi andare in categorie superiori. Qui pallone bello messo in mezzo per Pellegrino, allontana la difesa, poi Ceccarelli mette giù la sfera, Ceccarelli in mezzo a due, Baldini in raddoppio, grande lavoro qui della 17, pallone poi messo lungo per Angeli che deve rinunciare alla corsa. E allora Serluca, Ceccarelli direttamente per l'inserimento di Antonini,
è proprio la numero 8 poi l'ultima a toccare, pallone che però non è ancora uscito, si gioca, poi De Carli allontana, l'ultimo tocco è di una giocatrice in completo nero e dunque Gatteo Mare che può nuovamente alzare il proprio baricentro. Pallone già rimesso in gioco da Buonamassa, poi lungo, Ceccarelli arriva per prima, alza una palla altissima, Pellegrino aspetta il rimbalzo, Ceccarelli ancora per Pellegrino, c'è anche Goretti, De Carli ci mette una pezza e consegna il pallone a Buonamassa. Uno sguardo avanti direttamente da Fancellu, anticipata. Dunque ancora rimessa laterale con Gatteo che ha conquistato qualche metro in più. Buonamassa, ancora De Carli, imbucata da Baldini, non c'è fuorigioco, dunque Fancellu protegge il pallone, già riconquistato però. Qui c'era fallo, ha lasciato giocare il direttore di gara, situazione un po' particolare, poi Monetini, occhio a Monetini con il capitano, prova addirittura a dare in porta, calcio di punizione. Arrabbiatissima qui Peverini, le giocatrici del Sammartinesi insomma forse aspettavano il calcio di punizione. È vero è che però Ceccarelli ha continuato a giocare, dunque è stato applicato il vantaggio, poi un po' di confusione, le ragazze dell'allenatrice Peverini insomma sono un po' fermate, ne stava per approfittare Monetini che poi non è riuscita a concludere verso la porta. Qui direttamente nell'area avversaria Larenza, Ceccarelli con la testa, pallone allungato da Fancellu che deve gestire il rimbalzo, ancora Fancellu litiga un po' col pallone, ne esce benissimo Mascia, ancora Mascia, poi imbuca per Pellegrino, occhio perché la palla è buona, fuori gioco però, non era arrivata di un soffio la Pellegrino, poi comunque c'è l'offside ratificato dall'assistente e dunque Aliquo può rimettere in gioco il pallone. Lungo per Angeli, l'ultima a toccare è Serluca. Adesso scopriremo anche l'entità del recupero. Un primo tempo abbastanza spezzettato con diversi problemi a livello di infortuni, ma anche con diversi momenti fermi per via dei vari colpi. È una partita molto intensa, giocata al centro del campo, squadre che stanno provando a giocare anche palla a terra, insomma tantissimi contatti. Adesso De Carli spedisce il pallone al centro dell'area difesa da Pieri, puntuale nel far suo il pallone. Il pallone è spedito dalle parti di Pellegrino, forse trattenuta con la testa, prova ad allontanare, occhio perché su questo secondo pallone arriva anche Mascia. Mascia anticipata da Paolinelli, grande intervento della numero 6 che ha già dato il pallone a De Carli. Lunghissimo dalle parti di Baldini, pallone giù, affidato immediatamente a Magalotti. Qui l'ultima a toccare è Galassi che può rientrare nella linea difensiva, come ben sapete a 4. Questa è l'idea tattica iniziale della Peverini. Gatteo che riparte da Gallina, poi riconquistata la sfera, dunque nuova impostazione per Nova Alba, pardon. Prova ad approfondire Goretti, citata dalla propria allenatrice, poi Buonamassa riprende il pallone, Fancellu si sgancia, consegna la sfera a De Carli, spalle alla porta, prova a lavorare il pallone Magalotti, si gioca ancora Fancellu, poi in ritardo su questo pallone, la palla però è uscita, ottima la copertura di Galassi. E durante l'intervallo vi invitiamo a rimanere collegati sui nostri canali perché sentiremo il presidente del Gatteo Mare e la team manager della
Nuova Alba San Martino in campo per conoscere meglio e approfondire quella che è la mission e la prospettiva di ambedue le società. Dirigenti che abbiamo ascoltato, insomma, prima dell'inizio della gara, mentre vengono ratificati anche i minuti, i minuti di recupero. C'è però una giocatrice a terra. Vediamo di che si tratta. Tutto bene per De Carli, che era rimasta giù. Problema alla caviglia, nulla di grave, almeno così sembra. Si gioca, Pellegrino protegge il pallone, poi Goretti riesce a lavorare la sfera. Si riparte da Larenza. Centralmente ci prova da lontanissimo addirittura Antonini. Pallone però già riconquistato dalla Gatteo Mare. Angeli, che ha cambiato fascia per non dare riferimento, lotta a Ceccarelli, poi addirittura l'imbucata per Mascia. Pellegrino, occhio dentro con Antonini che aspettava il pallone, non arriva però la Nuova Alba. Dunque dal fondo sarà Aliquò quando siamo già entrati all'ultimo minuto di recupero. Si prende tutto il tempo a propria disposizione Aliquò. Va a cercare Angeli, allontana Monetini. Ultima a toccare è proprio una giocatrice in maglia bianca. Allora Ciferri, centralmente dalle parti di Mascia. Ancora Ciferri. Si è sganciata Antonini. Pallone non perfetto, ma non c'è più tempo, almeno per questo primo tempo. 0-0 fra Gatteo Mare e Nuova Alba San Martino in campo. Noi andiamo in pausa, ma durante l'intervallo sentirete appunto i dirigenti del Gatteo Mare e dell'Alba Nuova che abbiamo sentito nella prepartita, grazie anche al coordinamento giornalistico di Vita Locantore della Lega Nazionale Dilettanti. A tra poco. Con Claudia De Rosa, team manager e responsabile di quello che è il settore giovanile della Nuova Alba. È un avvio importante in questa stagione della Nuova Alba, ma parliamo anche di quello che è stato l'impegno della società. È una società che sta realmente credendo con i fatti nel settore femminile. Assolutamente sì, la Nuova Alba è da 2 anni e mezzo circa che crede fermamente nel settore femminile grazie alla lungimiranza e alla forte passione del presidente Matteo Granocchia insieme al direttore sportivo Maurizio Ciceroni, che hanno creduto fortemente in questo nuovo ambiente per loro e ci hanno investito e creduto fortemente. Siamo arrivate da un piccolo gruppo di 6 bambine 2 anni e mezzo fa ad avere più di 60 tesserate, 4 squadre, perché noi abbiamo l'Under 12, l'Under 15, l'Under 19 è la prima squadra che in soli 2 anni ha fatto comunque un percorso netto, chiaramente partendo dall'eccellenza ed arrivando in solo un anno insomma in Serie C. Al momento possiamo dire di essere soddisfatte di questa nuova stagione da neopromosse, però ecco, il merito è tutto loro, perché offrono alle atlete comunque un ambiente degno di essere chiamato tale, con un impianto sportivo molto tecnologico, innovativo, che chiaramente mette a disposizione tutti quelli che sono gli strumenti necessari per insomma, la formazione di quello che poi è il vivaio, no? delle calciatrici che crescono, chiaramente insieme a uno staff di tutto rispetto, che è chiaro che anche quello fa la netta differenza. È una Nuova Alba che guarda al futuro, che guarda sicuramente in prospettiva. Qual è il futuro che si aspetta la società da parte di questa squadra e dove vede la squadra fra qualche anno? Allora, diciamo che come si dice sempre, sognare non costa nulla, per cui è chiaro che il nostro obiettivo è quello di andare più avanti possibile e vediamo un po' come andrà. È chiaro che gli obiettivi sono a lungo termine e ce la stiamo mettendo tutta, speriamo insomma di continuare così, cercando appunto di arrivare più su possibile, poi
chissà chi può dirlo, vedremo. E con il presidente del Gatteo Ammare Nicolini. Presidente, è un avvio di campionato importante per una società nuova. Le chiedo innanzitutto qual è il progetto del Gatteo Ammare in questa seconda stagione ad alto livello. Prima di tutto buongiorno a tutti e grazie per essere venuti a fare anche queste riprese. È evidente che, come dicevi nella domanda che è specifica, quali sono i progetti. I progetti naturalmente è quello di crescere, per noi è il secondo anno questa esperienza della Serie C, esperienza molto positiva. E chiaro, il progetto sarebbe di avere un vero e proprio settore giovanile che già abbiamo nel maschile, però proprio veramente nel femminile, partendo proprio dalle basi. È evidente che ci sono dei tempi, i tempi che dobbiamo maturare. È evidente che qui in zona abbiamo società tipo come il San Marino, come Cesena, come anche il Riccione stesso, che anche fatica troppo di trovare le ragazze. Niente, il progetto è, per quanto riguarda il campionato, è arrivare almeno alle prime 5, fare una bella figura, dopo poi sarà il mister che spiegherà bene cosa intende fare, però progetti futuristi è quello di crescere, andare avanti, il femminile è un campionato, il campionato femminile è un campionato che ci crediamo e tutto qua. Presidente, aggiungo io perché le vengo anche incontro, è un Gatteo Ammare che è partito benissimo in questa stagione. Le chiedo se si aspettava questo dalla sua squadra e se è felice fin qui del percorso che hanno fatto. Diciamo così che abbiamo lavorato bene finora e stiamo facendo un buon campionato. Le squadre vere e proprie, diciamo così, le romane devono ancora arrivare, dobbiamo ancora affrontarle e bisogna vedere cosa ci aspetta. L'anno scorso l'esperienza che abbiamo avuto l'anno scorso facendo il girone B, che era tutto il Veneto, Friuli, Trentino, li conoscevamo, quest'anno per noi è un girone nuovo e diciamo così vedremo.
Ancora in diretta dal centro federale di Gatteo Mare, dove è appena iniziata insomma, il secondo tempo di Gatteo Mare Nuova Alba. Si ricomincia con squadre che hanno chiaramente invertito il proprio campo. Qui primo affondo subito per Fancellu, pallone nel mezzo respinto, inizia così la seconda frazione, poi pallone nel mezzo, c'era però posizione di fuorigioco da parte di Angeli. Dunque si riprende con questo primo guizzo del Gatteo Mare. Nel primo tempo insomma non tantissime azioni pericolose o potenzialmente da gol da ravvisare. Entrambe le formazioni insomma si sono con cautela proiettate in avanti. Qualche guizzo l'abbiamo visto, forse quello più limpido è stato da parte di Fancellu, che ha colpito la propria avversaria al volto praticamente sulla linea di porta. Insomma, questa forse è la prima vera occasione. E anche dall'altra parte Pellegrino è andata al tiro una o due volte. Insomma, queste le emozioni principali. Ci sono due cambi, uno per parte, entrambe per infortunio. È uscita Pugnali per Goretti al 30esimo, prima però al 20esimo pardon, è dovuta uscire per infortunio Racioppo. Al suo posto è entrato Magalotti. Dunque questi due cambi fin qui, uno per parte. Non ci sono, o così ci sembra, dei cambi all'intervallo. Qui c'è un calcio di punizione in favore del Gatteo Mare. Ottimo l'approccio di Goretti e Magalotti in questo match, subentrate insomma a partita in corso, un po' a sorpresa probabilmente. Qui il pallone è messo a destra per Angeli, che insomma non riesce a tenere il pallone. Qui mister Parlani chiede stare un po' più larga la numero 11. Il pallone nel frattempo rimesso in gioco per Ceccarelli, con la testa per Pellegrino che protegge il pallone, fuori però la sfera ha oltrepassato la linea laterale. Qui mister Parlani insomma aveva indicato il possesso avversario non secondo la direttrice di gara. Comunque poi offside fischiato ancora una volta ad Angeli. Si muove qualcosa sulla panchina del Gatteo Mare. Mister Parlani ha mandato a riscaldarsi Greta Fornara. Nel frattempo occhio a questa ripartenza con Antonini che si destreggia in mezzo alle maglie bianche, poi pallone messo per Ceccarelli, ancora una respinta, sempre Mascia, larga a destra, è arrivata Fancellu in copertura. Ancora Gatteo Mare che questo avvio di secondo tempo sta provando a gestire meglio il possesso. Angeli, i Baldini, non riesce a sradicare il pallone, ottima copertura di Goretti, sicuramente fuori posizione ma fondamentale in questa copertura. Pallone adesso messa per Pellegrino, palla che si impenna, poi è brava Aliquò a gestirla. Aliquò, lunghissima, la palla poi alzata da Mascia, deve gestire la sfera Ciferri, ancora
po' di confusione, un ping pong sulla tre quarti, ne esce meglio Gateomare con Monetini che è già pronta a battere la rimessa laterale insieme a Bonamassa. Ancora Bonamassa sistema il pallone, poi cambio di direzione rapido, Monetini va a cercare Angeli, uscita non perfetta da parte di Galassi, ancora Angeli in pressione altissima, qualche difficoltà adesso ad uscire dalla propria metà campo, poi Angeli ci prova, all'improvviso si è girata la numero 11, può gestire senza troppe difficoltà Pieri, già rilanciato per Goretti, rimbalzo che non la favorisce, lungo il pallone di Veronese, Fancello deve rincorrere il pallone, ma è ottima l'uscita, il disimpegno di Mascia che poi imbuca per Pellegrino di prima all'indirizzo di Antonini, ancora Antonini sull'out di destra, uno sguardo in mezzo, poi deviazione in uscita, ci pensa Martina Liquò, dicevamo la numero 1, classe 95, lo scorso anno ha vinto il campionato di C e la Coppa Italia con lo Spezia. Adesso ha scelto insomma la causa Gattomare per provare a dare un contributo importante in questa categoria. Il portiere, lo sappiamo, è una pedina fondamentale, spesso può fare la differenza. Si riprende nel frattempo con pallone per Ceccarelli, Magalotti lo lavora, spalle alla porta, qui una maglia abbastanza lunga, si gioca, Magalotti in buca direttamente da Baldini, occhio perché nel mezzo c'è Fancello, allontana con la punta Galassi, allora rimessa laterale, posizione assolutamente offensiva con De Carli pronta a rimettere in gioco il pallone. Si propone Angeli, anche Baldini, movimento delle due ragazze, poi il pallone lungo per Baldini che lo protegge come può, Piselli allontana ancora Gatteomare con Veronese, Veronese slalom, poi in buca per Fancello, pallone che arriva dalle parti di Bonamassa, ancora un tentativo, ancora murato dalla difesa della Nuova Alba, poi c'è un tocco con il braccio, sicuramente un approccio migliore del Gatteomare in questo secondo tempo con le ragazze di mister Andrea Parlani che sono entrate un po' più convinte in questo secondo tempo. Adesso però occhio alla Nuova Alba, si propone sulla destra, pallone nel mezzo per Ceccarelli, poi col sinistro a Rambotta per Antonini che ha cercato il tiro al volo, si era coordinata anche piuttosto bene la numero 8. Aliquò dal fondo pronta ad andare lungo. Aliquò per De Carli. Ceccarelli arriva prima di tutti, poi Pellegrino spalle alla porta, deve lottare in mezzo a due, Pellegrino si gira, prova a scappare via la numero 9, ancora Pellegrino, porta il pallone all'interno dell'area avversaria, poi pallone nel mezzo, grande occasione per la Nuova Alba, ad un passo dal gol dell'1-0 con Goretti che da due passi non ha trovato la via del gol, ghiotta occasione qui per Martina Goretti. Allora stavolta gioca corta la sfera Gatteomare che, come dicevamo, probabilmente la partita meglio. Ora negli ultimi minuti Nuova Alba si sta invece proponendo in avanti con grande pericolosità. Ancora pallone nel mezzo per Goretti che va in mezzo, pallone direttamente sul fondo, cercava la testa di Pellegrino. Da qualche minuto Gatteomare che
delle difficoltà a oltrepassare la propria metà campo. Pressing altissimo, la formazione di Peverini. Qui con la testa non c'è punizione per Piselli, caduta a terra. De Carli pronto a battere Angeli, non arriva sul pallone. Magalotti, movimento insomma per liberare la propria compagna, una corsa infinita quella di Angeli. Qui cambio battuta per De Carli che insomma ha sbagliato a battere con le mani, errore abbastanza evidente. Qui mezzo a 2, ancora Magalotti, eccola qui la 22. Buonamassa era uscita bene da una situazione un po' complicata, adesso proprio Magalotti a consegnare la sfera a De Carli. Di prima l'indirizzo di Angeli, De Carli si lotta su un fazzoletto di campo, poi Magalotti trascina con sé il pallone fuori. Dunque rimessa laterale con Serluca. Ceccarelli non arriva, De Angeli controlla col ginocchio, poi Ceccarelli mette il pallone fuori. Adesso Angeli chiede alle proprie compagne di stare un po' più larghe, di creare un po' di spazio, di lasciare campo anche alla propria velocità. Magalotti, il pallone è corto, c'è calcio di punizione per l'intervento della 22 su Serluca. Allora c'è un cambio dentro, l'avevamo vista scaldarsi per il Gatteo Mare Fornara. Lascia il campo Buonamassa, gran partita per la 18 che ha dato un importante contributo. Allora fuori Buonamassa, dentro Fornara. Qui un po' di trattenute, qualche difficoltà. Poi porta a spasso il pallone Ceccarelli, ancora Ceccarelli nel mezzo dove arriva Pellegrino sul pallone, ancora Pellegrino, controlla il pallone sul destro, Pellegrino. Occhio perché forse non è finita, anzi sì, perché l'ultima a toccare è la numero 16 delle ospiti. Pallone lungo, gestito da Fancello. Occhio a Monetini che porta palla, poi allarga a sinistra dalle parti di Baldini fino in fondo. Baldini va nel mezzo per Magalotti che trattiene il pallone, poi dalle retrovie clamorosa traversa colpita da Monetini. Ghiotta occasione all'ora di gioco per Monetini. Qui meraviglioso l'inserimento del capitano. Noemi Monetini, giocatrice che è stata anche il capitano del Perugia e del Riccione, ex Genoa Women e Spezia Women lo scorso stagione, un'altra delle ragazze che ha vinto il campionato con lo Spezia, insieme ad Aliquo e ad alcune altre giocatrici che provengono proprio dallo Spezia. Qui forse un tocco di mano, si gioca, no, e allora occhio alla ripartenza rapida da parte della Nuova Alba con Pellegrino, spalle alla porta, lavora la sfera per Antonini, ancora Antonini, insegue il pallone, lo tiene in campo. Antonini prova a scappare via proprio a Monetini, pallone messo fuori, rimessa laterale, occasione
da un lato e dall'altro, squadre che pian piano stanno abbandonando insomma un po' i propri tatticismi alla ricerca disperata di un gol. Pareggio che probabilmente non serve a nessuna delle due formazioni. Pellegrino in mezzo a tre, Pellegrino scappa via, agguanta il pallone Fornara. Qui Pellegrino in evidente posizione di fuorigioco, tocca il pallone, dunque possesso in favore delle ragazze di Parlani. Ancora batti e ribatti, prova a uscirne bene Antonini, poi Monetini sulla propria fascia, occhio perché arrivava dalle retrovie anche Angeli. Chiede più velocità a Fancello mister Parlani. Qui pressing, adesso mister Parlani chiede pressing altissimo alle proprie ragazze. Allora De Carli recupera il pallone, occhio a De Carli che prova ad imbucare per Baldini. Arriva il ritorno di Serluca, poi non può arrivare sul pallone Galassi e dunque corner, ma è decisiva qui la pressione chiesta dal tecnico Parlani. Allora, corner come sempre, le ragazze gatesine sulla linea dell'area di rigore, al limite dell'area di rigore, pallone messo in mezzo da Fancello, dentro per Angeli che non arriva a toccare, allunga probabilmente Mascia, sì è così, possesso ancora in favore delle padrone di casa. Monetini invoca la calma, con grande esperienza sarà lei a battere la rimessa laterale. Pallone già battuto per Baldini, raddoppiata la 17, prova ad andare proprio da Fornara. Poi c'è un calcio di punizione in favore del Gatteomare. Si dispera l'allenatrice Peverini. Tra l'altro Vania Peverini è una delle poche allenatrici donne in Italia ad avere il patentino UEFA, insomma niente male, è un tecnico che ha scelto di sposare la causa Nuova Alba, considerando il potenziale più che l'attuale valore insomma della rosa e della società, ma il potenziale che questa società ha e quanto sta investendo in questo settore, insomma dimostrazione che la Serie C femminile è anche un palcoscenico appetibile. Nel frattempo occhio pallone nel mezzo, poi la palla rimane lì, arriva il gol di Angeli che mette dentro il gol dell'1-0. Dopo tanta corsa impazzisce Angeli e trova la via dell'1-0. Anita Angeli. Adesso andremo a rivedere anche quella che è stata l'azione che ha portato al tap-in vincente da pochi passi di Anita Angeli, 1-0. Andiamo a rivedere qui da questo calcio di punizione, chiaramente le proteste del tecnico Peverini. Qui ha toccato, insomma, ha toccato il pallone Monetini e poi questa spizzata qui, andiamo a rivedere. Qui vedete Angeli scappa via delle marcature della Nuova Alba, con la coscia Monetini ha servito il pallone che fin qui vale l'1-0 in favore del Gatteomare. Si sblocca al 65esimo la partita, ci pensa Anita Angeli e fin qui aveva fatto una partita di grandissimo sacrificio, una corsa infinita, non l'abbiamo mai vista ferma sull'out di destra, dato tanta
sostanza a questa partita. Gol assolutamente meritato per la numero 11. Adesso Baldini, chiaramente Gattiomare che prende anche un po' più di fiducia con questa rete, ma deve gestire il vantaggio senza concedere troppo alle proprie avversarie. Pallone lungo, fuori gioco però, proprio di Baldini, stava rientrando. ...25 minuti alla fine, fin qui Angeli ha colpito un tap-in vincente. Sono state anche un po' di proteste da parte dell'allenatrice appunto della Nuova Alba. Qui si gioca con Angeli che mette il pallone fuori. State colpite. Due giocatrici hanno sbattuto tra loro, sicuramente Antonini e Monetini, queste le due giocatrici coinvolte in questo scontro di gioco. Ancora gioco fermo. Allora, giocatrici che lasciano il campo, almeno per il momento, mentre c'è un cambio da ravvisare. Fuori Serluca, sì, dentro al suo posto la numero 18. Si tratta di Nicole Ciavatta, quindi fuori Serluca, dentro Ciavatta. Questo è il cambio operato da mister Peverini. Ancora Nuova Alba che adesso è chiamata a trovare nuove idee per sorprendere l'avversario. Qui pallone perso, già imbucato per Angeli, occhio all'arrivo anche di Fancellu, poi in qualche modo Mascia colpita e dunque calcio di punizione. Ancora nessun cartellino fin qui in questa partita. Si gioca Larenza. Pallone direttamente dalle parti di Ceccarelli che sta dando un grande apporto in fase offensiva. Qui Fancellu cerca di andare, poi Magalotti anticipa la propria avversaria. Pallone già messo avanti per la corsa di Angeli. Occhio a questo rimbalzo, raddoppiata Angeli. Ancora Angeli col pallone, palla dalle parti di Fancellu che amministra 2 contro 6 praticamente. Qui Angeli poi prova ad imbucare, poi il pallone ancora per Fancellu sul sinistro, se la porta sul destro. Cerca
una compagna, deve ripartire da Magalotti, di prima Magalotti direttamente sul fondo. Qui altra occasione per la formazione di casa. Mentre praticamente tutta la panchina del Gatteo Mare è a scaldare. Insomma, mister Parlani, che forse non ha ancora deciso chi mettere dentro, nel dubbio però sta facendo un po' riscaldare tutte le sue ragazze. Angeli conquista il pallone, 3 contro 4, qui non si intende con Fancellu. Grande frenesia qui di Angeli. Chiaro è che bisogna andare rapidi, considerando che Gatteo Mare sta attaccando solo con Fancellu e Angeli, con Baldini che ultimamente si è spostata più sulla tre quarti, più che un 4-3-3, sembra più un 4-3-1-2. Allora Magalotti per Fancellu, prova a giocare questo pallone, rischia qualcosa qui Larenza, poi allontana Galassi. Subito pallone per Ceccarelli, di prima intenzione va lunghissimo Mascia, deve uscire Aliquò. Allora può sistemarsi nuovamente Gatteo Mare. Lunghissimo Aliquò, lontano che si può. Qui Fancellu cerca il pallone, era pronta ad andare via Baldini, qui cercava qui qualche discorso fra dirigenti e Parlani, mister Parlani che probabilmente chiedeva un fallo. Insomma, si scaldano un po' gli animi, è una partita molto importante, anche se bisogna essere onesti, insomma, in campo abbiamo visto molta sportività, molto fair play. Qui chiaramente il fallo sembra anche abbastanza evidente, con Fancellu che cercava il pallone anticipata, ha colpito pienamente la propria avversaria, non è intenzionale come spesso accade, ma il fallo sembra esserci. Mentre occhio ai cambi, perché qualcosa si muove sulla panchina del Gatteo Mare, con Angeli che probabilmente lascerà il campo. De Carli per Angeli, allora De Carli ancora rimessa laterale, si scaldano un po' gli animi. È una partita molto importante, 3 punti che valgono tantissimo. Qui Magalotti invita la corsa Baldini, Baldini tiene il pallone in campo, poi non si fida Galassi e allora rimessa laterale, o addirittura corner, no, penso sia rimessa laterale. Posizione, come vedete, molto defilata anche rispetto alla nostra di postazione. Sarà De Carli che chiaramente conosciamo il gioco delle parti, si prende tutto il tempo per andare a battere questa rimessa laterale. Eccola qui, la 77. Pallone per Magalotti, qui c'è un cartellino giallo nel frattempo per proteste all'indirizzo di Ceccarelli. Dunque cartellino giallo, il primo della partita per la numero 10 Ceccarelli. Cambio battuta per l'errore di De Carli nella modus di battuta. Qui pallone lungo, Ceccarelli con la testa, Magalotti in grande pressione, ancora Ceccarelli alza questo pallone per Antonini, poi De Carli si gioca con Mascia che deve controllare il pallone, arriva in anticipo Baldini, colpita da Mascia, dunque calcio di punizione. Da lì è già pronta Magalotti, anzi no, probabilmente sarà Angeli a andare col sinistro o in porta, oppure uno schema. Qui Angeli prima di andare a battere si è confrontata con mister Parlani, vediamo quale sarà lo schema. Angeli probabilmente in porta,
Ciavatta, ribattuto, il pallone rimane lì, poi ancora pallone nel mezzo, arriva dalle trivie Fornara che non riesce a colpire, grande occasione qui per il Gatteo Mare, poi qui Fornara mette giù la propria avversaria rischiando qualcosina, ma altra grande occasione stavolta per il Gatteo Mare con un bel pallone messo in mezzo da Angeli, poi non è riuscita a bloccare Pieri, il pallone è respinto, è rimasto lì, ha provato a dare potenza a Veronese, poi occhio, attenzione a un altro pallone stavolta imbucato da Fancellu, non può arrivare Angeli, il rinvio di Pieri subito intercettato da Magalotti. Baldini, ancora Baldini, si gira, va da Fancellu, non se l'aspettava la 10 e allora può ripartire Nuova Alba. Lungo per Pellegrino che lavora il pallone per la velocità di Antonini, pallone messo in rimessa laterale da Gallina. Qui riconquista il pallone Fancellu, ha tutto il tempo di impostare, il pallone è deviato da Ciferri, dunque rimessa laterale, c'è un cambio, quindi fuori la numero 11, Angeli, autrice del gol dell'1-0, almeno fin qui decide lei il match, al suo posto ad entrare sarà la numero 20, se non vado errato, sì, Nicole Ciavatta. Si riprende nel frattempo ancora con Pellegrino, calcio di punizione e cartellino giallo per Baldini, ammonita, la prima anche tra le fila del Gatteo Mare. Pallungo Galassi direttamente al centro dell'area, occhio al tocco, la palla rimane lì, c'è forse fuori gioco, sì, aveva parato Aliquo che risulta come avesse segnato, ma oltre alla grande parata insomma tutto vano perché il gioco era già fermo per offside. Si riparte, pallone per De Carli. Magalotti si propone tra le linee, eccola qui la 22 anticipata da Mascia, poi Pellegrino in mezzo a due, va a servire proprio Mascia, ancora Mascia in uscita. Ottimo intervento di Martina Aliquo. Poi pallone per Fancellu che aveva già superato Larenza. Pallone però poi in rimessa laterale. Mastrini, lunga per Pellegrino. Batti e ribatti, Fancellu prova a mettere giù il pallone, poi in qualche modo il pallone ancora allontanato, non c'è fallo, si gioca con Antonini che poi perde la sfera,
Monetini con una grande eleganza si disimpegna, ma poi non riesce a trovare una compagna libera, dunque rimessa laterale. Pallone alzato, ancora Larenza adesso in posizione un po' avanzata, qui Pellegrino fa sportellate ma non riesce a dar seguito alle proprie compagne, allunga ciabatta, poi in uscita è ottima Galassi che poi addirittura prova ad affondare in bucata, che però non trova nessuna delle ragazze in maglia nera quest'oggi. Insomma, biancoverdi che ancora sono a secco di gol in questa partita. Ancora Piselli fa sportellate con De Carli, l'ultimo a toccare è il capitano della Nova Alba. Poi c'è un cambio, fuori proprio lei, capitano Piselli, al suo posto. Entrerà con dunque fuori Piselli, dicevamo. Al suo posto dovrebbe essere entrata Cappelletti. Ancora Gatteo in avanti. Siamo entrati ormai negli ultimi 8 minuti di gioco. Gatteo 1, Alba Nuova 0. Fin qui l'ha decisa una delle colonne storiche della Gatteo Mare, ovvero Anita Angeli, classe 99, giocatrice che insomma sa fare un po' tutte le fasi dell'attacco, sia laterale che centrale. Volendo si può anche adattare a trequartista, oggi le ha fatte praticamente tutte. Occhio qui a Monetini che recupera un bel pallone, poi lo mette in mezzo, qui forse tocco con un braccio, sì, qui grave errore da parte della numero 18, fuori area, non lo so, questa forse è da vedere e rivedere. Qui tocco da parte di Serafini, proteste veementi al limite dell'area. Vediamo se riusciamo a rivederlo. Vediamo. E qui, non lo so. Insomma, l'arbitro sicuramente è posizionata meglio rispetto alla nostra di postazione. Chiaro è che qui il corpo sembra al limite, il braccio sembra un pizzico dietro. Ma non lo so. Nel frattempo c'è un'altra giocatrice a terra, sarà la numero 29 Sanchi ad entrare. Vediamo di chi prenderà il posto. Probabilmente la numero 4 Monetini, che è rimasta giù. Serve la barella anche per Monetini, forse, capiamo un attimo. Arriva lo staff medico in campo. Punizione dal limite comunque rimane per questo tocco col braccio. Arbitro che insomma, visto almeno il braccio fuori, era una decisione molto complicata. Comunque fuori Monetini. Al suo posto Giulia Sanchi. Questi ultimi 5 minuti di gioco. Giulia Sanchi, classe 2004, ragazza fondamentale insomma in quello che è stata la salvezza dello scorso anno. Lei che è al secondo anno al Gatteo dopo le esperienze maturate sempre in zona a Riccione e al San Marino.
Qui Fancellu direttamente sulla barriera, ancora Fancellu alza uno sgavetto dalle retrovie, era arrivata Magalotti, non c'era offside almeno sulla 22. Altra occasione per Gateomare. Allora ancora rimessa laterale. Ultimi minuti di gioco, 4 poi ovviamente più recupero. Sanchi tocca il primo pallone della propria partita, prova a girarsi, scappa via la propria avversaria, poi Baldini, adesso chiaramente Gateo che gioca anche un po' a far scorrere il tempo. Nel frattempo Riccione che sta vincendo 2-0 sullo Jesina e Celtic Boys che sta vincendo sul campo del Grifone giallo-verde per 1-0. Il risultato forse ad ora più interessante è che Roma Calcio Femminile sta pareggiando in casa contro il Monte Spaccato. Questi un po' i risultati ovviamente provvisori e ufficiosi della settima giornata di campionato. Pallone lungo per Ceccarelli che fa sportellate con Veronese. Pallone largo a destra da una inesauribile Ciferri. Poi pallone messo avanti, deve uscire Aliquò a far sua la sfera, si butta giù Aliquò. Quando è già finito l'87° minuto di questa settima giornata di Serie C femminile. Domenica 14 Gateomare di scena nel campo della Casolese, mentre Nuova Alba ospiterà la capolista Celtic Boys. Nel frattempo occhio qui, è bella la giocata la Nuova Alba con Mascia che era scappata via, poi deve fare anche un po' sportellate Paulinelli, po' più offensiva in questa fase finale del match. Altro cambio fuori la 19, fuori la 3, pardon. Ciferri che come abbiamo detto ha fatto una grande partita. Poi fuori Veronese per quel che riguarda Gattomare. Dentro con la 27 Eleonora Galli. Mentre dicevamo per quel che riguarda la Nuova Alba, al posto di Ciferri è entrata con la numero 19 Mastrini. Qui protegge il pallone come può ancora una volta Galli, poi Magalotti tocca ma non riesce a tenere il pallone in campo. È entrata al 30° Magalotti, ma ha dato un apporto fondamentale alla partita. Qui De Carli esagera su Ceccarelli, cartellino giallo anche per l'allenatrice della Nuova Alba, indemoniata Peverini, lei che aveva protestato su quel calcio di punizione dal quale poi è scaturito il gol dell'1-0 che attualmente sta dicendo la partita. Qui palla scodellata nel mezzo, l'ultima a toccare è una giocatrice del Nuova Alba. Saranno 5 i minuti di recupero che scoccheranno tra pochi secondi. ...300 secondi
in più a quelli regolamentari. Qui non c'è fallo, si gioca, pallone messo più lontano che può da Fornara, pallone lungo per Ceccarelli, marcata strettissima da De Carli in questo finale di gara, qui palla messa fuori e dunque il direttore sportivo Ingrosso, che insomma a fare un po' da quarto uomo, va a chiamare 5 minuti di recupero segnati dal direttore di gara, mentre c'è una giocatrice a terra e si tratta della numero 16 Martina Goretti, ha preso un colpo alla gamba, forse andrà sostituita. Goretti che si rialza, un po' dolorante, vediamo se riesce a rimanere in campo Goretti. Qui si gioca ancora Pellegrino, prova a scappare in mezzo a due, poi ottimo l'intervento in questo caso di Paulinelli, poi sbaglia Liquò nel rinvio, rischia qualcosa qui la formazione di casa, qualcosa da dire adesso fra i due tecnici, se le mandano a dire. E adesso chiaramente Pellegrino deve agevolare la rimessa in gioco da parte di Aliquò. 3 minuti o poco più alla fine di questa settima giornata qui al centro federale territoriale di Gatteo Mare, con il Gatteo Mare che sta vincendo per 1-0 e Angeli fin qui ad aver deciso la partita. Occhio però, perché non si dà per vinta la Nuova Alba, qui forse c'è un calcio di punizione, si gioca, Ceccarelli alza questo pallone a sinistra dalle parti di Cappelletti. Ancora Cappelletti, poi recupera la sfera, Ceccarelli, spalle alla porta, si gira, palla sul sinistro, imbucata per Larenza. In quest'ultima fase si è reinventata come attaccante aggiunto. Aliquò, pronta a battere. Offside fischiato proprio su Larenza. Pallone lunghissimo, spizzato da Magalotti all'indirizzo di Sacchi. Poi sempre Fancello con il tacco, lavora per Magalotti, arriva in ritardo, De Carli non gestisce bene la sfera, dunque subito Larenza prova a tenere con sé il pallone, arriva dalle retrovie, poi calcio di punizione con Serafini che è stata messa giù. Allora Mascia, il destro, pronto a mettere il pallone nell'area avversaria, praticamente tutta l'Alba Nuova Alba riversata in avanti. Mascia dentro il pallone, qui allontana, non si fida chiaramente Paulinelli, scaccia via il pallone, ancora Mascia, ancora col destro, si muove Pellegrino, pallone nel mezzo, esce Aliquò che non trattiene il pallone, rimane lì, si impenna, poi un po' di confusione, ci pensa Sanchi a allontanare la sfera, qui forse con un braccio, ma si gioca. Goretti sul lato di destra, ancora Goretti, messa giù dal fondo, non c'è calcio di punizione. Intervento regolare quello di Giulia Baldini. Poco meno di 30 secondi alla fine dei 5 minuti concessi dal direttore di gara. Aliquò sicuramente andrà più lontano possibile. Qui Magalotti commette fallo
pronta a battere Mastrini. E adesso chiaramente ultimo assalto, tutte dentro, occhio perché ci sono diverse giocatrici poco marcate. Aliquò esce, svirgolata coi pugni di Aliquò che rischia, poi forse rimessa al fondo, palla che finisce fuori, finisce così, arriva il triplice fischio. Gatteo Mare batte Nuova Alba 1-0, la decide Anita Angeli. Dunque rimanete con noi collegati perché tra pochissimo avremo ai nostri microfoni due delle protagoniste di questo match, ma con il triplice fischio possiamo ufficializzare la vittoria del Gatteo Mare sulla Nuova Alba. Noi ci risentiamo tra pochissimo, rimanete collegati perché tra poco arriviamo con le interviste da bordo campo, tra poco. Eccoci, il post partita con Ceccarelli, è stata una partita molto complicata e possiamo dire che forse vi è mancato l'episodio per fare gol? Sì, sicuramente c'è un po' di rammarico dopo una partita così, sapevamo che comunque sarebbe stata dura, noi abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo comunque detto la nostra, nel calcio si vince e si perde, sicuramente gli episodi hanno girato meglio per loro, però testa già alla prossima. Esatto, la prossima sarà già fondamentale, come si riparte dopo questa sconfitta?
ma lavorando come abbiamo sempre fatto sicuramente, come ho detto, c'è un po' di rammarico perché sicuramente è sempre meglio vincere, però non siamo abituati a piangerci addosso, continueremo a lavorare già da martedì e a testa alta ci prepareremo per la prossima gara. Grazie, ti lasciamo andare che fa molto freddo e vai a fare la doccia. Buon rientro. Grazie mille, arrivederci. Grazie mille, puoi andare, grazie. Abbiamo avuto Martina Ceccarelli con noi, arriva anche, insomma, non sappiamo se è la migliore in campo, ma comunque quella che ha deciso la partita, Anita Angeli. Buonasera Anita, innanzitutto complimenti per il gol, complimenti per la vittoria. Ti chiedo che partita è stata vissuta dal campo, hai corso praticamente per 60-70 minuti, non ti sei mai fermato. È stata una partita molto tirata, sono molto contento per il gol come obiettivo personale, però soprattutto l'importante era portare a casa i 3 punti per la squadra. È un'annata, stiamo facendo delle bellissime cose e quindi sono molto contenta. Senti, ti ho visto anche durante la partita, insomma, spesso dialogare con mister Parlani, spesso con le buone maniere, a volte anche con le cattive, insomma, che rapporto è il vostro? È un rapporto, c'è molto confronto, dopo le cose dette in campo sicuramente sono dette magari in una maniera un po' concitata, però c'è sempre il massimo rispetto. Senti, questo Gateo Mare, dove può arrivare secondo te quest'anno? E secondo me ci possiamo togliere tantissime soddisfazioni, soprattutto veniamo da un'annata l'anno scorso da neopromosse e quest'anno secondo me possiamo veramente puntare in alto, adesso lo possiamo dire. Allora in bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Lasciamo andare anche Anita Angeli, noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, grazie da parte di Giovanni Saeli. Per quel che riguarda dal Centro Federale di Gateo a Mare è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e per la visione e ci rivediamo con le prossime partite sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.